in scena uno spettacolo sul ghiaccio davvero speciale. Vediamolo insieme. Ramazza in mano, caschetto in testa, andatura incerta. Giornalisti e amministratori del Lagordino e del Cadore si sono sfidati in un improbabile torneo di scoppone sul ghiaccio nell'arena calaltina con lo scopo di raccogliere fondi a favore dei Dr. Clown, che a loro volta sono scesi in pista insieme ai giornalisti. Divertimento assicurato, si era detto alla vigilia, e il divertimento c'è stato insieme a qualche rovinosa caduta. Che è successo? Mi sono spaccata! Ma dove di preciso? Sì! Ma veniamo alla cronaca. La formazione dei giornalisti Dr. Clown ha incrociato le scope con gli amministratori agordini. La straordinaria classe e le prodezze balistiche messe in campo dai giornalisti, certo come obiettività non siamo al massimo, ma come giocatori di scoppone non è comunque bastata ad avere la meglio sugli agordini, galvanizzati dalle divise delle gloriose civette. Noi domani sui giornali scriviamo che abbiamo vinto, che dovrebbe essere. Vincere la seconda abbiamo! Però si cazzo il dottor Fischel! Più tirata la sfida tra Cadorini e Agordini, e qui bisogna dire un pizzico di agonismo si intravedeva. L'hanno spuntata i Cadorini. Non è uno spettacolo, vai, ci siamo divertiti, ci stiamo divertendo, è uno scopo nobile. E questa è stata anche proprio un'opportunità anche per legare la montagna Cadorina alla montagna Gordina, questa nostra bellissima montagna, queste nostre bellissime Dolomiti della provincia di Berlino. I vittime di tutto questo, i giornalisti che le hanno prese da tutti. I giornalisti sì, perché ogni tanto ci fanno qualche tirata agli amministratori, allora questa volta gliel'abbiamo resa. Quasi 1000 gli erano raccolti grazie anche all'impegno di chi stava ai fornelli. E abbiamo tenuto un sorriso proprio come quando andiamo a fare servizio in ospedale, come volontari, andiamo a prendere un po' di sorrisi dagli altri, oppure missioni,